Riceviamo veramente tantissime informazioni da parte dei consumatori, quindi sì, è vero, perché tanti cittadini certe volte quando vanno a fare la spesa, quando sono al momento della cassa, raccontano con i colleghi dei punti vendita tante problematiche, quindi è proprio un argomento sentito che viene proprio dalla base dei nostri colleghi. La piaga delle truffe agli anziani è un fenomeno in costante aumento, in un anno più 10%, afferma il questore. In particolare le denunce nel 2023 per la fascia oltre i 70 anni sono passate da 50 a 76. Per questo è stata presentata la campagna di sensibilizzazione Insieme contro le truffe, che vede coinvolte, oltre ad Aspiag Service, anche per la prima volta l'ANACI, l'Associazione Amministratori di Condominio. È un problema perché noi abbiamo parecchie persone anziane, sono soggette a questi fatti e misfatti che possono occorrere. Quindi noi adesso cercheremo di avvisare, di informare, soprattutto di metterli in guardia per questi fatti che possono succedere e che poi creano disagio, dissenso. È chiaro che quando qualcuno è colpito da questi fatti non è che lo viene a riferire all'amministratore, di solito va dagli agenti, dalla Polizia di Stato, dai Carabinieri, dalle Forze dell'Ordine. Per questo verrà distribuito un volantino con le informazioni utili, una collaborazione tra gli agenti di polizia e i due soggetti privati nei punti più frequentati dalle persone. Lo distribuiremo a tutti i nostri condomini e siccome noi gestiamo in provincia di Vicenza 6.000 condomini circa, è un dato non ufficiale ma molto attendibile, divulgheremo questo volantino con questi messaggi molto semplici e molto chiari a tutti i cittadini della provincia di Vicenza. Questo è un progetto che parte ormai da 2 anni e mezzo di collaborazione con le 7 questure del Veneto, dove abbiamo trattato vari temi, dalla violenza di genere al bullismo fino a questo tema che stiamo trattando oggi. Per noi di Despar è molto importante perché portiamo un contributo e diamo un aiuto alle forze dell'ordine per comunicare questi argomenti direttamente ai cittadini consumatori.